Di seguito vengono presentate alcune tra le soluzioni tecnologiche più rilevanti, o best practices, ai fini del miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici dal punto di vista degli impianti di generazione e dei sistemi di automazione e controllo. Una delle principali soluzioni tecnologiche è costituita dalla caldaia a condensazione, che grazie al principio di funzionamento basato sul recupero del calore latente del vapore acqueo contenuto nei fumi della combustione, garantisce un rendimento termico superiore al 90% del combustibile utilizzato. Un'altra soluzione tecnologica da annoverare tra le best practices è costituita dalla pompa di calore, un dispositivo che può produrre energia termica sfruttando sorgenti esterne di energia rinnovabili quali l'aria, l'acqua o il terreno. Tali macchine possono lavorare sia per riscaldare che per raffrescare, nonché per produrre acqua calda sanitaria. Nel caso di abbinamento ad impianto solare fotovoltaico, quest'ultimo consente di autoprodurre e fornire l'energia elettrica necessaria al funzionamento della pompa di calore, ottimizzando l'autoconsumo. Un sistema ibrido è un impianto che combina due generatori di calore alimentati da diverse fonti di energia, tipicamente una fossile e una rinnovabile. Ad esempio, una caldaia a condensazione alimentata a gas naturale e una pompa di calore. Il sistema ibrido può quindi azionare, in base alle condizioni di esercizio, il generatore più conveniente. Nel caso di utenze medio-grandi, quali ad esempio una struttura ospedaliera, un'altra soluzione virtuosa è costituita dalla cogenerazione, che consiste nella generazione combinata, mediante un'unica macchina, di energia elettrica e di energia termica. Tale soluzione, se correttamente implementata, permette di sfruttare con elevato rendimento il combustibile di alimentazione, tipicamente gas naturale. Altre soluzioni di primaria rilevanza basate su fonti rinnovabili sono il solare fotovoltaico per la produzione di energia elettrica e il solare termico per la produzione di energia termica ad uso acqua calda sanitaria e riscaldamento. Anche i cosiddetti Building Automation and Control Systems, o sistemi di controllo e automazione degli edifici, sono basilari per l'efficienza energetica degli edifici. Le funzioni di controllo, automazione e gestione riguardano i seguenti servizi: riscaldamento, acqua calda sanitaria, raffrescamento, ventilazione e condizionamento dell'aria, illuminazione, schermature solari e gestione tecnica dell'edificio. La normativa classifica i sistemi di controllo secondo complessità crescente, stabilendo i requisiti minimi per ogni classe individuata. Le classi vanno dalla D, BACS non efficienti, riferita a edifici privi di sistemi di automazione e controllo dedicati al contenimento dei consumi energetici, alla A, BACS ad elevate prestazioni, riferita agli edifici con funzione di automazione e controllo tali da garantire elevate prestazioni energetiche.